7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Signori, è partita la corsa in rosa da San Medemiano, 1600 grandi donne in rosa. È tornata la Corsa in Rosa. Quante sono le partecipanti e quali sono le novità di questa nuova edizione? Beh, allora, i partecipanti sono oltre 1600, ma non saprei dire un numero esatto perché stamattina ancora abbiamo tenuto aperte le iscrizioni perché c'erano delle richieste e le abbiamo fatte partire, le abbiamo iscritto lo stesso, quindi potrebbero essere anche intorno a 1700. Le novità sono purtroppo legate alla nuova organizzazione, ai dispositivi che ci impone la legge per quanto riguarda il Covid e quindi le partenze a scaglioni che hanno funzionato molto bene in modo da non fare assembramenti. La novità più bella è che comunque le donne hanno risposto ancora una volta al nostro invito e sono venute anche in questo periodo che magari qualcuno ancora evita di mettersi insieme a tante altre persone. È un segno anche questo di risveglio, un segno anche questo di ripartenza e noi siamo felici di averla fatta magari anche in anticipo come data, che è stato un po' rischioso farlo perché il mese di agosto assolutamente non si riesce a lavorare, quindi di fatto abbiamo lavorato tutto in un mese, ma avendola anticipata di un mese e mezzo ci si aspettava magari ancora meno partecipazione e invece tutto sommato questi numeri ci gratificano assolutamente. Qual è l'obiettivo di questa manifestazione e qual è il messaggio che volete lanciare? Beh, l'obiettivo è quello di fare movimento, perché il movimento è salute per tutti, soprattutto per le donne. Dopodiché noi fin dall'inizio ci siamo abbinati all'associazione Renzo Pia Fiorot che aveva un obiettivo da cogliere, che era quello di comprare un mammografo e metterlo a disposizione delle donne. Ce l'abbiamo fatta, il mammografo è già attivo, ha fatto migliaia e migliaia di mammografie, ma bisogna finirlo di pagare. L'obiettivo adesso è finire di pagare il mammografo e finché non l'abbiamo finito continueremo a fare la Corsa in Rosa, ma sicuramente continuerà anche dopo. Il comune di San Vendemiano è noto per essere un comune votato allo sport. Che cosa significa per la vostra amministrazione poter di nuovo ospitare la Corsa in Rosa? Beh, come dicevo prima, è sicuramente un bel segnale di ripartenza e che vogliamo dare, che insieme a tutte le donne che hanno partecipato stamattina credo sia rafforzativo di questo nostro pensiero. È vero, siamo votati allo sport, questa oggi è una passeggiata. Lo sport per noi è sicuramente uno stile di vita del cittadino che lo fa star bene, che fa aggregazione, che fa gruppo e quindi noi ci crediamo. D'altronde i nostri impianti sportivi sono sempre frequentati, anzi nonostante abbiamo 5 palestre ne vorremmo ancora di più perché la richiesta è molto alta, proprio e sta a significare il bisogno di fare movimento, specialmente uscendo da questa pandemia disastrosa che ci ha obbligato a stare chiusi in casa, specialmente i bambini, i ragazzini hanno bisogno solo ed esclusivamente di fare moto, di fare attività. Quindi noi creiamo le possibilità e le occasioni di poter fare lo sport in generale e quindi questa è la nostra missione, è votato proprio allo sport. Il nostro comune, 10.000 abitanti, oltre 1.300 ragazzi che praticano sport nelle varie discipline, credo sia un segnale importante in tal senso. Alle donne io solo grazie, perché le donne sono, e non è una frase fatta ma è una constatazione reale, le donne sono la fonte della vita, no? Sono le donne che ci danno la nostra esistenza e quindi credo che il più bel messaggio, questa grossa partecipazione delle donne, sia un segno di ritrovata vita nella normalità.